giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Il presidente della Giunta regionale veneta, Luca Zaia, ha emanato oggi una nuova ordinanza che consente già da domani l'apertura nei giorni prefestivi, quindi il sabato, dei negozi di medie e grandi dimensioni, mantenendo i limiti di compresenza all'interno delle strutture. Rimangono invece chiusi i centri commerciali, così come la domenica e nei giorni festivi. Intanto, sempre questa mattina, il direttore generale dell'Ustre Serenissima, Giuseppe Dalben, ha tenuto la consueta conferenza stampa nella quale ha sciorinato i dati utili a comprendere la portata attuale del fenomeno coronavirus nel veneziano. Se i casi di positività dall'inizio dell'epidemia hanno raggiunto quota 15.000 nella zona, sono attualmente metà, ovvero 7.540, le persone positive, quasi 9.500 quelle in isolamento, 503 decessi da febbraio e poco meno di 7.000 pazienti negativizzati e quindi guariti. A oggi ricoverati negli ospedali metropolitani sono 362, dei quali 321 in reparto e 41 in terapia intensiva. Il 4,3% dei positivi testati ha avuto bisogno del ricovero in area non critica, lo 0,5% in rianimazione. Lo scorso maggio la cifra si attestava attorno al 47% di coloro che erano risultati positivi. Quanto alla realtà locale di Chioggia, sono 6 le persone ricoverate nei reparti dell'ospedale, segnatamente in geriatria, e una in terapia intensiva. Nelle scuole del territorio amministrate dall'Ulstre sono 110 gli allievi positivi e 59 i docenti. Maggiormente interessate le scuole primarie. A Chioggia sono 2 le classi coinvolte. Si attende inoltre tra venerdì e i primi giorni della prossima settimana l'arrivo di 20.000 dosi del vaccino antinfluenzale da distribuire ai medici di base. A proposito di quest'ultimi, sono 2 nel territorio sanitario di Chioggia a non aver aderito all'invito dell'Ulstre a praticare i tamponi. L'articolo continua con ulteriori dati nel blog Venezia Moderna. Un cittadino neozelandese di 50 anni, ieri mattina, ha dato pericoloso spettacolo di sé lungo la riva del canale San Domenico, non distante da Calle San Giacomo a Chioggia. Attorno alle ore 7:15 di giovedì, la sua Audi nera con una guida anglosassone era parcheggiata nei pressi delle fondamenta, con la musica ad alto volume. Sopra recava una serie di cianfrusaglie, piante e sedie. L'uomo ha cominciato a tirare arance contro i passanti, prelevandole da una cassetta a sua disposizione, al che un chioggiotto si è ribellato e lo straniero, per reazione, ha esibito un coltello con lama di circa 50 centimetri. Mentre la persona minacciata contattava la polizia, il cinquantenne si è gettato nell'acqua del canale al grido di "One, two, three, fuck you", facendo pure fatica a nuotare, ma con ancora la baionetta in mano. Cercando di risalire è stato disarmato dal chioggiotto, che prima ha messo al sicuro la lama e poi ha aiutato lo squilibrato ad uscire dall'acqua. In quel momento è giunta una prima pattuglia dei carabinieri, che ha fatto a tempo ad assistere all'esibizione del matto, il quale ha calato i pantaloni mettendosi a pisciare lungo la strada e tirando un pezzo di legno contro i militari dell'arma. Questi ultimi hanno convocato i rinforzi, in tutto 3 pattuglie di carabinieri e una di polizia in borghese, mentre il neozelandese continuava a mostrare ostilità verso le forze dell'ordine, fino a nascondere dietro la schiena un macete e una fiocina. Quando l'individuo ha provato a risalire nella sua auto, puntuale l'assalto dei carabinieri alle spalle. La resistenza del balordo si è conclusa con le manette per l'arresto, il sequestro del coltello, non utilizzato tuttavia nelle fasi più concitate, e la traduzione nelle celle di sicurezza della caserma di Sottomarina.
Questa mattina il processo per direttissima al Tribunale di Venezia, dove l'uomo è stato condannato per resistenza pubblico ufficiale, in quanto durante le fasi di identificazione ha dato vita a una colluttazione, nella quale alcuni militari sono rimasti contusi. Il neozelandese ora è gravato del divieto d'ingresso nel territorio dell'area metropolitana di Venezia e dall'obbligo di firma da espletare a Padova, dove vive la compagna che egli ha raggiunto in Italia da poco tempo. Non era passata inosservata la sua vettura già a fine ottobre, quando era solita stazionare in Campo del Duomo, con il cofano sempre ornato di vari oggetti, anche ingombranti. Una presenza eccentrica e incontrollata, della quale Chioggia non aveva certo ulteriore bisogno. Numerose segnalazioni anche in questi giorni sono unanimi nel condannare la cattiva abitudine di qualche automobilista nel parcheggiare la propria vettura in Campo Marconi, nei pressi della Biblioteca Sabadino, ostruendo così la libera circolazione nel sentiero pedonale che porta al bivio con via Cavour, e segnatamente alle persone non vedenti cui il transito è invece agevolato dalla scanalatura realizzata sopra il selciato. A complicare la situazione anche il parcheggio selvaggio delle biciclette, abitualmente usate dai pendolari che utilizzano l'autobus extraurbano verso Venezia, Mestre o Padova dalla vicina fermata. Considerata la particolare importanza dei percorsi riservati, è fatto pressante appello ad attenersi alle normali regole di civiltà della strada e favorire la deambulazione delle categorie più deboli, senza intralciarla con mezzi a 4 e a 2 ruote. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale in programma a distanza il prossimo lunedì 30 novembre verrà votata anche la mozione sottoposta dai consiglieri Barbara Penzo e Beniamino Boscolo, relativa alle attività dell'associazione sportiva Alta Marea Sea Kayak. L'istanza chiede che l'amministrazione concerti assieme agli uffici comunali affinché vengano date risposte chiare e definitive al sodalizio, di modo da consentirgli di svolgere le proprie attività in sicurezza, regolarità e continuità, per lo sviluppo e la promozione degli sport d'acqua nella laguna. In particolare l'associazione, che dal 2008 utilizza il deposito seminterrato alla scuola Marchetti per le proprie imbarcazioni, necessita di sottoscrivere una convenzione con il comune, regolarizzando il rapporto di collaborazione e l'ospitalità. Inoltre lo spazio ha bisogno di nuovi impianti idraulici e di illuminazione, dopo i sopralluoghi svolti dai tecnici dell'ente circa 2 anni fa. Dall'inizio di settembre, infatti, i locali sono rimasti al buio a seguito dei lavori svolti all'impianto che serve la scuola. Ma ad oggi nessuna sollecitazione ha avuto buon esito. Per 2 anni l'associazione è stata presa in giro, commenta Beniamino Boscolo, e a questo punto pretendiamo anche un report relativo allo stato attuale degli spazi comunali assegnati alle associazioni, poiché risultano situazioni analoghe che ancora non trovano risposta. Questa amministrazione deve avere maggiore sensibilità e non, come dice Beniamino Boscolo, fare politica con gli amici degli amici. Se ci sono regole valgono per tutti e se non ci sono regole, spiega il consigliere di Forza Italia, è meglio fissarle. Alta Marea Sea Kayak è attiva da oltre 10 anni per valorizzare l'importante ruolo degli sport d'acqua nel territorio, sia in termini di beneficio fisico e mentale, sia di attrazione turistica naturale. La scuola dell'associazione è affiliata alla Federazione Canoa Kayak e ha collaborato con l'Ulstre per il turismo sociale inclusivo.
Davide, senti, ma questa della birra all'acqua di mare, questa proprio mi deve far capire perché veramente non ho parole. Certo Andrea, qui abbiamo una Gose di Birra Nova, un birrificio pugliese di Bari. Loro hanno ripreso uno stile della Germania dell'Est, appunto come dicevo lo stile Gose, aggiungendo il 10% di acqua di mare dell'Adriatico, depurata e resa alimentare. È uno stile un po' particolare perché ha questo retrogusto sapido da marino, ma si sposa benissimo con il pesce, 100%. Sono iniziate le bonifiche nell'area dell'ex piscina Rarinantes Ferrovieri sul Canal Grande dentro il parco ferroviario della stazione di Santa Lucia a Venezia. La giunta comunale aveva stanziato 300.000 euro nel giugno del 2018 per la riqualificazione di questi spazi acquei, approvando il progetto definitivo che avrebbe creato le condizioni per successivi interventi di utilizzo dell'area. Ora, dopo più di 2 anni, i lavori sono partiti. In questi giorni si sta procedendo alla demolizione del palancolato in calcestruzzo armato di proprietà del comune, che delimitava le corsie della piscina dal tratto di canale riservato alle imbarcazioni e al ripristino delle murature della banchina dal lato della stazione. Assieme alla Passoni nel canale della Giudecca, la piscina Ferrovieri è stata il luogo dove i veneziani hanno nuotato, gareggiato e si sono divertiti in acqua per oltre 40 anni. La struttura risale infatti agli anni 20 dello scorso secolo ed è rimasta attiva fino ai primi anni 70, ben oltre la costruzione della prima piscina coperta veneziana, la Gandini a San Giorgio. Un'epoca eroica in cui il bagno si faceva in canale, dove nuotatori e natanti condividevano le stesse acque, decisamente meno inquinate di oggi. Dopo la chiusura, lo spazio acqueo dell'ex piscina è stato abbandonato e l'intera struttura è divenuta presto fatiscente e pericolante. I lavori di riqualificazione permetteranno di sfruttare nuovamente quest'area, anche se in quale modo non è ancora stato definito. Tra le ipotesi più accreditate, nuovi ormeggi per imbarcazioni da lavoro, in continuità con il resto della riva, o vista la zona strategica, un nuovo hub per lancioni turistici.